Quarta vittoria consecutiva per la Pro Favara, che ieri è ritornata a giocare tra le mura amiche dello stadio Bruncoleri, interessato da lavori di ristrutturazione. È stata praticamente la prima partita giocata in casa al cospetto del suo pubblico, che in verità le è stato sempre vicino, gli ultras su tutti, in questa prima fase di campionato che l'ha vista costretta praticamente a giocare sempre in trasferta. I ragazzi di mister Catalano hanno battuto la Folgore di Castelvetrano, che ricordiamo era ancora imbattuta e con la migliore difesa del campionato, per 1-0 con un gol dal solito onnipresente Luca Ficarrotta. Prima sconfitta per la compagine trapanese, che grazie al suo portiere è riuscita a contenere il passivo di gol, poiché la Pro Favara ha dominato la partita per circa 70 minuti. Il solo gol di vantaggio ha comunque tenuto con il fiato sospeso il folto pubblico presente al Comunale, essendo il risultato rimasto aperto fino alla fine. Pro Favara che rimane salda al secondo posto in classifica del campionato di eccellenza Girone A soli 3 punti dalla capolista Nissa. Ma sentiamo le impressioni dei protagonisti che abbiamo raccolto subito dopo il triplice fischio del direttore di gara. Rientrare nel nostro stadio ci ha portato un po' fortuna, quindi è una cosa positiva, ma a prescindere da questo credo che oggi abbiamo disputato una buona gara sotto tutti i punti di vista. Penso che per 60-70 minuti abbiamo gestito abbastanza bene, abbiamo costruito bene, l'avevamo preparata così e l'abbiamo sviluppata così. È anche vero che facciamo troppi errori sotto porta, perché secondo me questa partita andava chiusa prima, abbiamo avuto 5-6 palle gol importanti e poi magari gli ultimi 10 minuti andiamo a soffrire quando non c'è bisogno. Altra considerazione: quando partite forte, i primi 20 minuti c'è sempre il gol. Ma a prescindere da questo, il gol lo possiamo fare secondo me in qualsiasi momento. Noi è vero che noi approcciamo bene le partite, andiamo subito in pressione, attacchiamo abbastanza bene, poi abbiamo anche la fortuna a volte di sbloccare la partita, come è successo oggi e in altre occasioni, però ci sono anche gli avversari, quindi non è sempre facile andare a sbloccare subito le gare. Oggi ci è riuscita, però è anche vero che sbloccando questa gara abbiamo avuto 3-4 situazioni importanti dove potevamo chiuderla. Sì, penso che il risultato sia giusto. Abbiamo giocato contro una signora squadra, questa è la prima sconfitta che fanno, hanno preso pochissimi gol, quindi sapevamo l'avversario come giocava, insomma non era facile. Poi per quanto riguarda le azioni, io credo che il risultato poteva essere molto più tondo, perché insomma si sono sprecate tante occasioni da gol e poi soffrire così fino alla fine è normale. Una partita bella giocata sul campo, forse più il primo tempo che il secondo un po' addormentato. Un gol visto, un gol non visto, un gol contestato. La sua opinione? Guardi, la Folgore purtroppo ultimamente non è molto fortunata con questi gol. Io posso dire che la Folgore forse deve prendere anche una squadra di Ghostbuster, perché sono tutti gol fantasmi. L'abbiamo preso a Sciacca, l'abbiamo preso qua oggi. Non capisco come l'arbitro da 3/4 di campo e il guardialine, che era 20 metri no, perché era subito dopo la nostra panchina, non alzando la bandierina e chiedendogli subito dopo come mai era gol. Lui mi ha detto: non l'ho segnalato io, perciò sto gol non capisco chi l'abbia fatto. A prescindere dal gol, un commento tecnico sulla partita? Guardi, io posso dire che ho 20 leoni, perché quelli anche in panchina sono ragazzini, a parte quei 3-4 grandi che sono stati in campo. Se voi andate a vedere la distinta vedete subito che sono tutti ragazzini, però devo dire che i miei hanno combattuto, hanno sudato la maglia, e forse le ultime 2 azioni poteva scaturirci anche il pareggio, che tutto sommato secondo me, anche se il Pro Favara è uno squadrone, però sa venire a rubare un punto, giocarsi, perché poi alla fine il punto ci poteva anche stare per come si è messa la partita. Però il Pro Favara è una grande squadra e l'ha dimostrato, e noi siamo felici di avergli dato filo da torcere. Alla fine un gol soltanto, ripeto, per noi inesistente, però la terna decide, la terna fa, e noi purtroppo siamo dovuti soccombere a questa decisione. Io penso che per 50-60 minuti di partita ho visto una sola squadra in campo, però solitamente non sono bravo a fare disamine a caldo. La sensazione dal campo è stata quella: abbiamo fatto trame di gioco importanti, secondo me questa domenica abbiamo messo qualità in più dalla metà campo in su,
per trovare le giocate che solitamente proviamo in allenamento. Oggi ho visto delle trame di gioco importanti. Noi in zona offensiva, con tutto il rispetto per gli altri reparti, uno di cui ne faccio parte io, abbiamo una qualità assoluta da sfruttare e oggi l'abbiamo usata per 60-70% delle nostre qualità. Ovviamente dobbiamo essere più bravi a chiudere le partite, perché poi si soffre, anche se azioni veramente pericolose ce ne sono state poche. Una bella partita, finalmente abbiamo riabbracciato il nostro pubblico al Broccoleri, è stata una bella partita, però peccato che abbiamo sofferto fino alla fine, perché potevamo fare più gol secondo me e chiuderla prima. Un primo tempo scoppiettante, un secondo e più dormiente, voluto o subito? Secondo me no, dormiente, perché abbiamo avuto sempre, parlo del secondo tempo, abbiamo avuto sempre le nostre palle gol. Ovviamente quando la sblocchi anche la squadra avversaria ti viene a prendere più alto, mette più pressione, perché qui vengono le squadre a chiudersi e quindi cercare di portare un punto a casa. Finalmente